la nostra quota ufficiale da 2 stagioni di Miss Alice. È vero. Questa è visto che ecco, questa è piaciuta molto di più, non se ne frega niente la gente che sei in televisione. L'importante è che tu sia qui a Miss Venice, nel palco di Rosolina Mare. Miss Venice Beach 2018, quinta tappa, Rosolina, Piazzale Europa, conduce Elisa Bagordo. Buonasera, eccoci, questa è la piazza che ricordo di Rosolina Mare, ricca di gente. Alle mie spalle le 15 concorrenti, le ultime 15 che si giocano i 4 posti per arrivare in finale il 9 di settembre al Casinò di Venezia, Palazzo Vendramin Calergi, sul Canal Grande. Insomma, è stato un tour lungo e difficile in tutte le più belle spiagge del Veneto. Ragazze, in bocca al lupo, andate a prepararvi perché la sfida inizia adesso, proprio in questo momento. Abbiamo detto prima che questa è l'ultima tappa di un tour, ci sono state 5 tappe di selezioni sulle più belle spiagge del Veneto, a partire da Jesolo, Caorle, Sottomarina, Rosolina e Bibbione. Un tour che premia non solo la bellezza di chi partecipa, ma anche le aziende del nostro territorio. Abbiamo visto prima la presentazione dei nostri prodotti, quindi il Made in Italy, forse anche il Made in Veneto, mi piace dirlo, e poi vedremo più tardi sfilare le aziende che fanno forte il nome del Made in Italy italiano, quindi da quel che riguarda l'accessoristica con l'azienda, con le borse Baghi, i bikini di Maskenada e le t-shirt inseparabili che non mancano mai nel nostro armadio di Mima Studios Brand, proprio che giocano qui in casa di Rovigo. Marco qua mi sta già guardando, si dico tutto bene a perfezione. Oltre alle ragazze che intanto si stanno preparando, in questa serata ci sono in sfida ben 3 fotografi. Di solito ne abbiamo 2 per tappa, ma visto che era l'ultima abbiamo detto vabbè, facciamo la plan e mettiamone uno in più. Il compito di questi fotografi qual è? È quello di fare lo scatto migliore della serata, verrà messo ai voti sui nostri profili social. Lo scatto che guadagnerà più like in una settimana darà al fotografo la possibilità di essere intanto il fotografo ufficiale del concorso nella finale al Casinò, quindi si godrà la serata di gala come ospite, e successivamente la possibilità di fare il calendario 2019 con le nostre Miss vincitrici, quindi finaliste dell'edizione 2018. Quindi io ringrazio Marco Boccato che gioca in casa, Andrea Broglio che arriva da Padova, eccolo lì, alzate la mano così vi vedono, e Massimo Pecca, anche lui padovano. No, di dove sei Massimo? Di Vicenza, pardon, errore mio, Massimo Pecca di Vicenza, quindi insomma abbiamo le 3 province. Iniziamo con la prima Miss in gara.
piace un sacco posso mettermelo, certo, omaggio della ditta Maskenada, e Federico è capito, lei gli piaceva, gliel'ho dato. Ecco, com'è andata sta diretta, Valeria? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Un po' da dietro al palco, però. Beh, credo che il pubblico abbia apprezzato. Bene, sì. Bene, grazie Valeria, ci vediamo più tardi. Penna in mano, votazione dall'1 al 10 come prima, quindi la prima colonna è il voto di portamento, vedremo le nostre miss sfilare come delle vere mannequin con la collezione di Moda Mare Maskenada e poi le vedremo sfilare con le t-shirt Mima. Vi dico qualcosa di queste due aziende. Allora, Maskenada è una linea giovane di costumi da bagno per un total look completo, mentre per quel che riguarda Mima, un marchio italiano, l'abbiamo conosciuto prima con sede qui a Rovigo, uno stile urban unico ed originale, caratterizzato da una qualità made in Italy al 100%. Successivamente, ragazzi, perché escono tutte assieme le miss, posa fotografica, quindi l'ultima colonna, foto moda, usciranno con un abito scelto da loro con le borse Benchi, quindi le uniche borse inimitabili, copiate però in tutto il mondo perché tutti le vogliono, con le stampe delle città più famose. Ora però hanno fatto anche una collezione con dei pattern nuovi, in pelle, dei gommati, insomma uno stile tutto chic che conquista il pubblico. Anche questa 100% made in Italy, quindi faranno una posa fotografica per voi, una posa fotografica per il grazioso pubblico qui presente. Signori e signori, le nostre miss!
parlando della voce di Rovigo, che è venuta a salutarci e la ringraziamo. È arrivato il momento di presentarla come Dio comanda, con il suo scettro bellissimo realizzato in cristallo di vetro di Burano, dalla scuola, della scuola del vetro Abate Zanetti, e la sua bellissima corona Mimai, Miss Venice Beach 2017, Aurora Arrigoni. E insomma qui hai sfoggiato tutto quello che potevi sfoggiare. Mi sono divertita tanto ed è una bellissima occasione per mettersi in gioco. Ecco, questo è importante, sei stata anche brava nei social, perché avessero dato a me questo compito avremo 0 followers, perché o mi dimentico di taggare, o mi dimentico di scrivere, o mi dimentico di chissà quale cosa. E brave ragazze, brave brave brave. E poi insomma con le nostre miss lavoriamo tutto l'anno, fanno sempre tante attività con le aziende, i nostri partner, e oltre a crescere anche professionalmente. Ragazze, ci vediamo più tardi per le premiazioni. Buona continuazione, grazie. Tengo io il microfono, sì. Mettimi la sigla. Giada Casellato! Vieni Giada, complimenti! Saliamo sul terzo gradino del podio con 105 punti, porta a casa. Il secondo lascia passare per la finale la miss numero 5 Aurora Merini.
Giulia Marango! Eccola qua, dai Giulia, complimenti, vieni nel centro. Per votare la vostra miss preferita. Ricordo di nuovo a tutte le concorrenti che hanno partecipato di fare lo scatto su Instagram con il selfie più simpatico, quello che riceverà più like e il più divertente vincerà la fascia di Miss Radio Stereo Città, e poi invece la più telegenica vincerà la fascia di Miss G di Ferro Team, e arriveranno tutte e tre in finale senza passare per il via. Ringraziamo tutti i nostri partner, la città di Rosolina, la Proloco, il nostro media partner il Gazzettino, Peggy, Maschinada, Mima, Casino di Venezia, Radio Stereo Città, Abate Zanetti, On The Edge Parrucchieri, The Barber Room, Pocket, Best Magazine, Coraia, I Buoni del Mare, Qualità Verificata Unicarve, Azienda Agricola Venturino, Automercato di Chioggia. Ringrazio la nostra cuoca, io la chiamo chef perché è di più che una cuoca, anche se non ha la sua brigata, Anna Maria Pellegrino. Ringraziamo Giuliano Marchesin per Unicarve, Leonardo Venturin per l'azienda agricola Venturin. Grazie, un bacio, buone vacanze, buona estate, vi aspetto il prossimo anno. Ciao! Sono Miss Bacchi per Miss Venice Beach. Dopo del web, le selezioni di Miss Venice Beach terminano oggi, venerdì 3 agosto a Rosolina Mare. Queste sono le ultime 4 miss che hanno staccato il biglietto per il lascio passare della finale del 9 settembre al Casino di Venezia. Vendremo in Calerci. Ci sono